Buon pomeriggio a tutti, benvenuti all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna. Stanno per partire i partecipanti alla prima corsa. Confronto per 3 anni, 9 vincitori di 5.000 euro in carriera, all'1 Fangio Cor, 2 Fuerte, 3 Frida di No, 4 Freisa dei Greppi, 5 Forgido, 6 Full Moon Lux, in seconda fila 7 Fiammingo. Autostart che inizia a prendere velocità, si prepara al lancio. Partiti. Con veloce Frida di No che cerca di scavalcare Fuerte all'imbocco della prima piegata. Insiste Frida di No all'attacco di Fuerte che rientra con la curva. E così Fuerte al comando nei confronti di Frida di No. Terza posizione per Fangio Cor che precede Freisa dei Greppi. Poi di fuori sempre Forgido che si trova allo scoperto, trascinandosi Full Moon Lux alla retroguardia Fiammingo. 14,5 il lancio da parte di Fuerte che ha dovuto faticare per restare al comando sull'attacco di Frida di No, poi ora può rallentare, porta a casa 400 metri in 29,9. Fuerte al comando nei confronti di Frida di No, allo scoperto Forgido. Poi via via gli altri con Fangio Cor in corda a precedere Freisa dei Greppi, Full Moon Lux, Fiammingo. 46,3 i primi 600 metri di corsa, guida Fuerte che al passaggio davanti alle tribune prosegue da leader, sempre nella sua scia Frida di No, di fuori Forgido in percorso scoperto 1,1,6 per i primi 800 metri, ne viene un 31,7, sbaglia Forgido che era allo scoperto. Si sposta dai birilli Fangio Cor che prova la progressione al chilometro numero in 5 1,16,8. Forgido squalificato. Fuerte in vantaggio nei confronti di Frida di No, Fangio Cor all'esterno. Poi gli altri più distanti con Freisa dei Greppi in quarta posizione. Fuerte prosegue da leader. La retta di là in 14,7 arriva Fangio Cor che va all'attacco di Fuerte, quale deve accelerare per tenere a distanza il rivale. In corda sempre Frida di No avanti a Freisa dei Greppi, Fuerte che accelera per mettere in difficoltà Fangio Cor all'ingresso della dirittura d'arrivo. Fuerte in vantaggio, Fangio Cor che prova a tornare all'attacco, Fangio Cor che insiste, va all'attacco di Fuerte che perde la camminata, sta passando Fangio Cor di dentro Frida di No, lo scatto di Frida di No che va su Fangio Cor sul palo, Fangio Cor che vince nei confronti di Frida di No. Poi c'è Fuerte 29,7 ad arrivare, 1,15,4 ragguaglio cronometrico per il successo di Fangio Cor. Salvatore Valentino, guida e training per Cristian Venturelli, evita la rottura e concretizza i mezzi che si erano già visti in prestazioni passate. 600 metri conclusivi all'esterno vincenti per Fangio Cor e Salvatore Valentino. Al secondo finisce Frida di No che arriva a una mezza lunghezza dal vincitore. Poi transita Fuerte con grossi problemi di meccanica in retta d'arrivo. Il successo è tutto per Fangio Cor, Salvatore Valentino e Cristian Venturelli.